Buona giornata, benvenuti, bentrovati, eccoci all'appuntamento dedicato al mondo dello sport. Naturalmente ci occupiamo a livello regionale e a livello provinciale delle attività sportive, naturalmente delle nostre società. E allora buona giornata, vediamo subito insieme sul canale 95 per quanto riguarda Caffè TV 24, emittente che trasmette non soltanto per Veneto e Friuli Venezia Giulia su questo canale, ma su altri canali per tutto il nord Italia, Emilia Romagna e Marche compresa. La nostra produzione avviene invece attraverso il www.venetoglobe.com, la nostra web tv che naturalmente vi invita a scoprire tutte le interviste, tutti i reportage, tutti i nostri servizi in modalità on demand. Andiamo ad iniziare cominciando dal calcio, cominciando dalla Serie A italiana con la Coppa Italia che è iniziata già l'altro ieri sera con la sfida Milan-Napoli, con la bella vittoria del Milan con 2 gol di Piotr sul Napoli 2-0. Ieri sera, con il Milan quindi già approdato in semifinale, ieri sera Fiorentina-Roma, è stata una debacle per la formazione di De Francesco che rischia qualche cosina la panchina. Questa mattina i maggiori quotidiani italiani sportivi dicono che potrebbe traballare. Fiorentina batte Roma 7-1 e Atalanta batte Juventus 3-0, è stata l'altra sorpresa della serata, della nottata, perché veramente una grande Atalanta, un grande Duvan Zapata che ha affossato, si fa per dire, appunto la Juventus di Allegri, espulso tra l'altro anche dal campo per 3-0. Questa sera tocca all'Inter che affronta in casa la Lazio e non sarà molto semplice. Parliamo di Serie D soltanto per ricordare che il Montebelluna è stato colpito dal giudice arbitro in queste ore, giudice arbitro che ha comminato 2 gare ad Abrefà e 1 gara a Anciama. Adriese sempre al comando, mentre il Montebelluna ha 28 punti, tranquilla posizione di centro classifica. In eccellenza da segnalare soltanto la Liventina, perché ieri è saltato il tecnico Rorato, lo abbiamo già detto, sostituito nell'allenamento di ieri ma anche nei prossimi, pensiamo, dal direttore sportivo Maurizio Costantini, che prima di fare il direttore sportivo era un quotato tecnico appunto anche di categoria superiore, quindi potrebbe continuare Costantini a guidare la Liventina. Nella promozione invece comanda sempre il Portogruaro stavo per dire a 47 punti, ma mi accorgo che è in compagnia del Prodeco Montello. Non dovrebbe essere così perché potrebbe salire a 49 il Portogruaro, visto che la partita con il Caorle è inficiata per la mancanza di un fuoriquota inserito nella formazione appunto del Caorle. Quindi si attende la decisione ufficiale, ma sembra proprio che i 3 punti vadano al Portogruaro, che ritorna da solo in vetta alla classifica, quindi senza mai aver perso una partita, almeno non contiamo e non conta questo pareggio con il Caorle. Prodeco Montello di Marchetti, che aveva assaporato la vetta, l'ha assaporata in queste giornate, ma vedremo che cosa succederà nelle prossime giornate tra queste 2 squadre. Lasciamo il calcio per passare al basket. Ieri sera ci sono stati dei turni infrasettimanali, a cominciare dalla Serie A2 per la TVB Basket Treviso. La De Longhi ha ieri vinto facilmente davanti al proprio pubblico e davanti anche a 3 tifosi di Cagliari che hanno simpaticamente tenuto in piedi il tifo e si sono meritati anche gli applausi del Palaverde. Ha vinto la TVB contro Cagliari per 94-52. Sentiamo sul parquet del Palaverde la nostra Valentina Dalmas che ha avvicinato sotto la curva dei tifosi il giocatore Alviti, uno dei migliori della serata. Siamo con Davide Alviti. Davide, non si preannunciava una gara facile, ma lo è stata. Vi siete riscattati dalla partita di domenica, complimenti. Sì, avevamo tanta voglia di riscattarsi dopo la partita di domenica. E giocando infrasettimanale forse ci ha fatto dimenticare immediatamente la partita scorsa. Abbiamo messo tanta voglia e si è visto fin dal primo minuto. Aveva detto il coach che era meglio giocare subito dopo una sconfitta a Bologna. Sì, come ho detto prima, è meglio sempre giocare subito, almeno ti togli il fardello subito, il sassolino dalla scarpa
e metti il doppio dell'energia perché ovviamente hai voglia di rifarti, e adesso però dobbiamo pensare subito a domenica, che sarà un'altra partita tosta. Appunto dovrete togliervi un altro sassolino dalla scarpa contro 100 perché nell'andata avete perso. Esattamente, abbiamo perso, però quella dell'andata forse è stata la scintilla che ci ha fatto fare poi le 8 partite vinte di fila. Quindi sicuramente adesso vogliamo vincere perché non vogliamo ripetere quello che è successo all'andata, però dobbiamo approcciare al modo giusto come abbiamo fatto oggi. Anche appunto oggi, anche nel vantaggio del punteggio, con un punteggio bello rotondo, coach Menetti non vi dava tregua, vi stava sempre sotto. Ma deve far così, perché se molliamo poi rischiamo di ritornare, di far ritornare Cagliari sotto e buttare via tutto il vantaggio che abbiamo creato prima. Quindi ha fatto sicuramente bene, farà bene. Insomma va bene così, insomma. Ci diamo tutto, carta bianca a lui, quindi può fare quello che vuole. Via, in bocca al lupo per 100. Credo, grazie. Davide Alviti veramente con mano calda ieri sera, è caldissima soprattutto da 3. Domenica altra gara interna, come accennavamo, al Palaverde per la TVB, che affronterà 100, che è la terzultima del girone. Vi dicevo, si è giocato anche nella Serie B, si è giocato per quanto riguardava la Ruker San Vendemiano, ieri sera al Palasystem di Saccondi San Vendemiano precisamente. La Ruker ha sorprendentemente battuto la capolista Tiger Cesena per 83-71 al termine di una splendida cavalcata, di una splendida partita degli uomini di Marco Mian, che è ai nostri microfoni. Sentiamolo. Io sostengo che è da un po' che noi stiamo giocando bene. Il nostro problema, che oggi per fortuna non c'è stato, sono dei cali che non si... cioè stiamo cercando di individuare l'origine, dove magari sei più 10, più 12, più 14 e prendi poi dei parziali finché dopo te le giochi punto a punto. Che dire, faccio un plauso ai ragazzi perché hanno rispettato tutto quello che ci siamo preparati. E questa è la prima cosa, ma la seconda è poi come fai le cose, e oggi le hanno fatte con tanta determinazione. Loro sapevo che nel post basso erano molto forti e gli abbiamo concesso veramente poco, quindi gran bravi ragazzi. Complimenti in effetti alla formazione di Marco Mian, tecnico coach del Ruker Sanve, che con questa vittoria insomma dimostra che ci può stare, lo ha sempre detto anche in queste settimane Marco Mian, che questi cali di tensione poi provocano queste partite altalenanti, però quando la Ruker dimostra di saper giocare con continuità ci sono questo tipo di risultati. Dalla pallacanestro alla pallavolo parliamo di Imoco Volley Conegliano con una netta vittoria 3-0 a Bergamo l'altra sera. Andiamo sul parquet di Bergamo perché c'era un ex di turno, si è anche messa a piangere, aveva anche dichiarato nei giorni prima: pensavo di non arrivare mai qui al palazzetto di Bergamo con un'altra maglia al di fuori di quella della Foppa Predetti di Bergamo storica, invece ci è arrivata con la maglia dell'Imoco. Silla. Eccoci con Miriam Silla, la grande ex di questa partita. Partiamo subito dalle emozioni che hai provato a tornare a giocare qui al Palagnelli. Tanto forti, perché comunque era la prima da avversaria e mi aspettavo di fare qualche lacrimuccia, sinceramente, lo sapevo, perché comunque ci tenevo tanto a Bergamo e alla squadra. Però avevo anche un po' paura, devo dire, un disastro, vedevo già un disastro, non ho dormito la notte, però vabbè dai, è andata bene. E faccio i complimenti alla mia squadra perché comunque mi è stata vicino, mi ha dato coraggio, sostegno anche prima di entrare, erano tutte lì a darmi il 5 perché sapevano che per me era difficile e sono contenta, insomma. È stata difficile, ma alla fine è andata bene perché sei stata una delle migliori in campo, una grande prova personalmente per te e anche della tua squadra.
Sì, sono molto contenta per magari la mia prestazione di oggi, a parte qualcosina che si poteva cambiare, ma sono contenta comunque e mi andava comunque di giocare bene contro la mia ex squadra, mi andava molto, sarei rimasta molto delusa se non fosse andata bene, intendo a livello personale. Poi di squadra sì, perché comunque volevamo portarci a casa dei punti, sapevamo che anche loro non mollano, infatti appena hanno avuto la possibilità si sono rimesse in piedi e hanno iniziato a spingere, però brave noi che abbiamo chiuso lì la storia, insomma. E adesso nuovo trofeo, si va alle Final Four a Verona. Adesso sì, si ricomincia, c'è in palio qualcosa di importante e quindi vedremo un po' come va. Grazie Miriam Silla. Grazie a voi, ciao. E allora c'è qualcosa di importante, come dicevamo, 2 e 3 febbraio a Verona, Final Four di Coppa Italia, ci sono Imoco Scandicci, queste le 2 semifinali, e Busto Arsizio Novara. Intanto ieri sera nella continuazione del campionato, vittoria sia per Novara sia per Busto Arsizio. Andiamo a parlare ancora di volley femminile con il team Spes Conegliano. Abbiamo fatto delle interviste in queste settimane. Vi ricordo che si sta viaggiando un po' con entusiasmo in poppa dopo la vittoria nel campionato di Serie D contro Susegana di 15 giorni fa. Ora la compagine di Mauro Vielle è in testa al campionato e sabato alle 21 alla Zoppas Arena di Conegliano affronterà il Vigonza Volley, attualmente al terzo posto in classifica. Noi saremo in diretta, lo ricordiamo, diretta streaming su YouTube e sul nostro portale www.venetoglobe.com. Non mancate quindi di seguirci, avrete la possibilità di vedere questa sfida di Serie D che potrebbe già aprire le porte, insomma, a una promozione per la formazione di Conegliano. Benetton Rugby che dopo il pareggio contro l'Ulster a Belfast, c'è questa meta tecnica assegnata all'83esimo, si parlava di ricorso da parte del Benetton, non si sa ancora nulla, si sa soltanto invece che scende in campo la nazionale italiana, sosta per il 6 Nazioni, i benettoniani comunque saranno impegnati ugualmente negli allenamenti in queste 2 settimane, ma si studierà di arrivare appunto alle prossime partite nel miglior modo possibile e con i migliori giocatori, anche gli azzurri possibilmente. A proposito di giocatori, rinnovo, questo è uno dei 2 ed è Ignazio Brex, rinnovato sino al 2021, così pure ha fatto Morisi che anche lui rimarrà fino al 2021 e poi si vedrà naturalmente alla corte di Benetton. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento sportivo del giorno, noi ci risentiamo domani, sarà l'ultima edizione, quella settimanale, per raccontarvi il prossimo weekend. A tutti voi, buona giornata.